Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Siracusa blindata per la prima giornata siciliana di Mattarella e Steinmeier a Ortigia e Piazza Armerina, il bilaterale tra Italia e Germania per rafforzare le relazioni straordinarie tra i due paesi. Prove di dialogo tra Ryanair e la regione, la low cost, prima minaccia di lasciare l'isola, poi rilancia con 5 rotte aggiuntive. Oggi il confronto tra Schifani e l'amministratore delegato della compagnia aerea. Isola al collasso, siamo qui per ascoltare il leader del Movimento 5 Stelle Conte in visita a Lampedusa, critico con l'azione di governo, spot sempre sotto pressione. Protesta sottotono a Messina degli ex percettori del reddito di cittadinanza. Sorprendente la scarsa affluenza al sit-in organizzato in una città con oltre 3.000 persone private del sussidio. Cantiere Catania, più aree pedonali, metropolitana e passante ferroviario, i progetti dell'amministrazione per una città più sostenibile. Calcio, il Catania in campo domani a Monopoli per la prima trasferta stagionale. Qualche cambio in formazione per Tabbiani, al club di Pelligra la gestione dello Stadio Massimino per i prossimi 3 anni. Ancora ben trovati, oggi e domani la Sicilia si trova al centro dell'Europa, in una Siracusa blindata, infatti il bilaterale Italia e Germania con il Presidente della Repubblica Mattarella e il suo omologo tedesco Steinmeier, nel pomeriggio la premiazione di alcuni sindaci italiani e tedeschi, ma domani è prevista appunto per questa 2 giorni la visita a Piazza Armerina. Ma sentiamo Francesco Aloi. Immigrazione, guerra in Ucraina e ambiente. Questi i temi principali dell'incontro tra Mattarella e Steinmeier. Per il bilaterale tra i due capi di Stato è stata scelta la Sicilia, la prima tappa a Siracusa. Che è la punta sul mare del castello. Ortigia super blindata, senza auto, nella sala ipostila del Castello Magnace l'incontro tra le delegazioni italiana e tedesca. Poi nel pomeriggio al Teatro Comunale la consegna del premio dei presidenti. A riceverlo alcuni sindaci dei due paesi che hanno valorizzato i gemellaggi. Oggi, mentre l'Unione è a confronto con nuove e complesse sfide, Germania e Italia, anche attraverso l'azione congiunta dei nostri comuni, potranno contribuire a rafforzare gli intenti utili a raggiungere le soluzioni migliori per superare gli ostacoli. Gli studenti del liceo Gargallo con la loro musica hanno allietato la cerimonia. Usciti dal teatro, un giro per le vie dell'isola. Monumenti, palazzi e barocco hanno colpito anche il capo dello Stato tedesco. Il loro ingresso in cattedrale ed una preghiera alla patrona della città, Santa Lucia. Poi tutti al Teatro Greco per lo spettacolo Ulisse l'ultima Odissea, che in estate ha registrato un grande successo. E domani sarà la volta di Piazza Armerina, la Villa del Casale ed un centro di accoglienza, i luoghi che visiteranno i due presidenti. Adesso ci occupiamo di Ryanair e Regione Siciliana, prove di dialogo, prove di distensione. La compagnia low cost prima minaccia l'abbandono, poi rilancia con una ipotizzata soluzione per cercare di abbassare i costi. 3 milioni di posti in più, 5 rotte e anche la possibilità di eliminare una tassa comunale. Ma ci dice tutto nel dettaglio Manlio Viola. Prove tecniche di dialogo fra la regione siciliana e Ryanair, la compagnia di volo con la quale prima la Sicilia poi l'Italia hanno avviato una vera e propria guerra delle tariffe. Il primo a presentare infatti un esposto in questo senso all'antitrust era stato il presidente della regione Renato Schifani. Adesso Schifani incontra l'amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson nella sede di Palazzo d'Orléans e riconosce l'importanza della compagnia per il turismo in Sicilia. È chiaro, dice il presidente della regione, che il nostro obiettivo era e rimane quello di garantire prezzi più accessibili per il trasporto aereo e per questo il mio governo continuerà a fare in modo che venga favorita la libera concorrenza. Wilson non si scompone e dice di avere la soluzione per le tariffe: 3 milioni di posti e 5 rotte in più per incrementare mobilità ma anche turismo. Servono però investimenti e tagliare una tassa inutile. Questa è la ricetta. And we have a solution with 3 million extra seats. Non funziona perché
Intanto non è consentito dal regolamento europeo e poi è andare a bloccare la potenziale crescita di altri vettori, anzi c'è proprio l'effetto non volontario, non voluto di diminuire la capacità e ritorniamo sempre allo stesso concetto: quando si diminuisce la capacità, quindi quando qualcosa è meno disponibile, è più costosa, quindi meno capacità, prezzi più alti. Il modo di fare, il modo di abbassare le tariffe è molto facile, aumentando i posti in vendita, più posti in vendita, tariffe più basse. Abbiamo fatto oggi una proposta positiva al governo, abbiamo aperto un dialogo con il governo siciliano, abbiamo fatto una proposta di crescita di 3 milioni di passeggeri con una spesa addizionale di 1,5 miliardi turismo che rimarrebbe sul territorio. Basta eliminare l'addizionale municipale, che è una tassa che viene pagata dalla Sicilia e che non rimane in Sicilia. Nonostante ciò, dopo che il decreto prezzi a livello nazionale è stato parzialmente modificato, una marcia indietro, quella romana, si apprende che l'antitrust indaga sull'ipotesi di abuso di posizione dominante da parte proprio di Ryanair. E Schifani, che ringrazia Urso per l'attenzione e gli interventi, precisa: valutiamo anche l'ipotesi di avviare con Ryanair un tavolo tecnico per un confronto costante e costruttivo. Il dialogo è aperto, ma le posizioni sembrano ancora abbastanza distanti. L'isola è al collasso, siamo qui per ascoltare, a parlare il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che oggi si è recato in visita a Lampedusa. Il governo appunto ha dichiarato incapace di gestire la situazione. Marco Gullà. Una giornata nell'isola di Lampedusa per incontrare residenti, commercianti, operatori sanitari. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è arrivato in tarda mattinata nell'isola. La sua prima tappa è stata quella di andare al poliambulatorio. Nel punto stampa, Conte ribadisce di voler dare un segnale alla popolazione lampedusana. E oggi io sono anche qui per dare un contributo, un segnale di solidarietà a una popolazione, quella locale, che è in grandissime difficoltà. Il messaggio è: non vi abbandoniamo a voi stessi, non vi lasciamo soli. E quindi oggi questa giornata ci serve per raccogliere le loro istanze, per essere aggiornati sulle loro angosce, preoccupazioni, difficoltà, disagi. Conte arriva a Lampedusa in un altro giorno di emergenza. Gli sbarchi al Molo Favaloro si susseguono ormai da giorni e nonostante i continui trasferimenti, l'hotspot è ancora sotto pressione. Non ci siamo mai ritrovati così in difficoltà perché chiaramente abbiamo costruito per tempo, abbiamo lavorato per tempo, quindi oggi siamo in una totale emergenza, un'isola al collasso e addirittura mi hanno sorpreso questi numeri, perché capisco, ero consapevole che gli slogan elaborati da questo governo erano un bluff, però ecco, non pensavo che si arrivasse a questo disastro, a questo fallimento. Un attacco diretto al governo Meloni per la gestione della situazione e alla domanda quale potrebbe essere la soluzione, Conte risponde così: costruire con grande impegno, realizzare dei presidi anche a livello europeo, quindi gestiti da noi europei, ovviamente con l'accordo dei paesi che ci ospitano, di origine o di transito, per poter processare, non far arrivare le persone, perché quello appunto già poi crea questi percorsi dove cadono vittime della criminalità, ma processare le domande, far arrivare le domande, iniziare a processare le domande già lì in loco per chi ha diritto alla protezione internazionale. Pranzo veloce dalla pensionata Teresa che qualche giorno fa ha sfamato un gruppo di migranti e poi incontri con commercianti e pescatori. Una giornata intensa per il leader dei 5 Stelle. In tutto questo l'isola si prepara ad una nuova notte di emergenza tra sbarchi e salvataggi. Dalle agenzie arriva la conferma che non ci sarà nessun ritorno al passato. Parliamo del Covid-19 per il quale si è aperta una pagina nuova e al momento un ripristino della misura dell'isolamento per i soggetti positivi non è in agenda. Il direttore generale della prevenzione al Ministero della Salute, Francesco Vaia, esclude totalmente la possibilità che la norma restrittiva venga nuovamente considerata. Resta però sul tavolo, resta in discussione la questione spinosa della definizione dei casi Covid al fine degli eventuali certificati medici.
A Messina questa mattina un sit-in sotto la sede dell'INPS a sostegno del reddito di cittadinanza. Ci si aspettava una folla, visto peraltro il numero cospicuo di persone che appunto nella città di Messina hanno perso il sussidio. La sorpresa è stata desolante, davvero in pochissimi hanno partecipato. Francesco Triolo. Contratti bloccati, il lavoro che non c'è, un precariato a 1000, lo sfruttamento, soprattutto in questa terra. E per loro la risposta qual è? Togliere il reddito di cittadinanza! La prima vera protesta a favore del reddito di cittadinanza a Messina è stata per pochi intimi, una trentina di persone, forse qualcosa in più, ma visto il tema sentito ci si attendeva più partecipazione, tanto che il dispiegamento delle forze dell'ordine era di numero quasi pari ai manifestanti. A Messina il messaggio di interruzione del beneficio è arrivato a circa 3.000 persone in un territorio in cui il tasso di disoccupazione è altissimo. Il 35% degli occupati sono in Sicilia, a differenza della Lombardia che ha il 70% degli occupati. Questa è una città disoccupata e una città estremamente povera. Noi siamo qui ovviamente in difesa, io sono un lavoratore, difendere questa misura, perché penso che sia una misura di dignità e una misura per la sopravvivenza di tante persone. Ho la fibromialgia, come faccio io a lavorare? Il governo lo sa che cosa vuol dire la fibromialgia? L'ha riconosciuta come malattia, ma non invalidante. Io gliela darei a loro e allora diventerebbe invalidante. Davanti alla sede dell'INPS, sindacati di base, attivisti ed ex percettori si sono riuniti per dire no alla revoca del reddito ed annunciano una nuova iniziativa il 30 settembre, ma c'era anche chi sottolineava la propria esperienza positiva grazie proprio al percorso di ricollocazione previsto. Ma io grazie al reddito mi è cambiata la vita, perché ho dovuto fare delle domandine che prima non potevo farle perché dovevo andare a lavorare per 30 euro al giorno, 20 euro al giorno, lavoravo 16 ore, 18 ore al giorno. Al cantiere Catania, più aree pedonali, metropolitana e passante ferroviaria. I progetti dell'amministrazione per una maggiore sostenibilità nel servizio di Giusy Lazzara. La città del futuro a Catania è il nodo della viabilità, ferita aperta da sempre, fra le priorità di questa amministrazione. Più aree pedonali, metropolitana e passante ferroviario, voci diverse dello stesso sistema intermodale che punta a una maggiore sostenibilità. Non c'è tempo da perdere, il progetto di fattibilità tecnica è stato stilato e il finanziamento di 900 milioni si avvicina. Lo annuncia il vice sindaco con la delega alla viabilità e all'urbanistica Paolo La Greca. Buongiorno Sicilia. Dopo Piazza Mazzini, finalmente area pedonale, si pensa ad un'altra piazza del centro storico. Castellorsino è un'altra di queste operazioni che vengono da lontano sulle quali stiamo lavorando. Migliorare il rapporto della città col mare, prevista l'eliminazione di un tratto degli archi della Marina per realizzare una pista ciclabile, altro step che prevede il passante ferroviario. In assenza di questo piccolo spinotto che appunto va da Piazza Europa ad Aquicella, di fatto questa linea è inesistente. Devo essere molto chiaro su questo. I treni attuali che potranno passare l'alta capacità sulla parte da Messina a Catania e poi da Dittaino a Palermo non passano nella galleria attuale del Castellorsino. Per cui voi immaginate che cosa significherebbe? Significherebbe fare una linea che non funzioni. Sarà interrato, da Piazza Europa il treno non sale più come fa adesso, la stazione centrale esistente avrà il treno con un piano del ferro più basso. Altre novità riguardano il potenziamento della rete metropolitana con una stazione a Piazza Duomo. L'idea è proprio vicino a Piazza Villa Pacini, quindi di fatto attraversando Villa Pacini si entra da Porto Zedda. Altra criticità resta per la rete di bus urbani che per carenza di personale non sono tutti su strada, creando ritardi e disagi per gli utenti. È stata ancora una giornata di incendi in provincia di Palermo, un rogo è divampato a mezzo chiuso e le fiamme hanno danneggiato un furgone parcheggiato appunto di una ditta. Gli altri incendi che hanno impegnato i vigili del fuoco e i forestali a Castiglione di Sicilia, nella zona di Piana degli Albanesi, Monreale e Altofonte, altri incendi a Partinico e Misilmeri. A Catania si infiamma la vertenza Dusman che si occupa appunto, la Dusman lo ricordiamo, si occupa dei servizi di pulizia e reception dell'università. I lavoratori chiedono un adeguamento contrattuale, pensate che alcuni percepiscono soltanto 120 euro al mese. Ma sentiamo Tonino De Mana.
Fischietto in bocca, bandiera in mano ed un carico di pensieri addosso per far quadrare bilanci familiari, ammesso che una famiglia possa andare avanti con 120 euro al mese. Sì, 120 euro al mese, frutto di un contratto da 20 ore al mese che impegna, si fa per dire, i lavoratori Dusman nei servizi di pulimento, di reception e di assistenza didattica dell'Università di Catania. Chiedono a gran voce un adeguamento contrattuale almeno di altre 15 ore e per questo avevano avuto qualche rassicurazione dal direttore Giovanni Lavia, che nei giorni scorsi però si è dimesso. Il mio stipendio base è di 120 euro e per prendere 1000 euro al mese faccio 4 lavori per portarmi a mangiare a casa. Lavoratori e sindacati sono sul piede di guerra, cercano un nuovo interlocutore per proseguire una trattativa che si trascina da quasi 2 anni. Il futuro, in base a quello che abbiamo passato, non lo vedo così positivo, anzi, oggi è un atto dimostrativo. Quest'atto dimostrativo è per fare capire all'Ateneo e a tutti i funzionari dell'università che non stiamo scherzando. Se non abbiamo un'interlocuzione diretta saremo costretti a fare quelle forme di lotta che poi sono nel nostro DNA, che possono essere scioperi o altro. L'obiettivo è di arrivare almeno al minimo contrattuale. Queste paghe sono veramente esigue ed è veramente mortificante che un lavoratore faccia una dichiarazione del genere. Siamo qui appunto per dare dignità al lavoro, ai lavoratori e alle famiglie. Domani alle 9 una delegazione di lavoratori e di sindacati hanno chiesto ed ottenuto un colloquio con il dimissionario Lavia. In difesa degli alberi, si tratta di una mamma che si è legata letteralmente a un grande pino che dovrà essere abbattuto. Succede di fronte a una scuola Tremestieri Etneo alle porte di Catania. Eva Spampinato. Legata stretta con una corda attorno al tronco dell'ultimo albero rimasto in questa aiuola, davanti all'ingresso del plesso Settebello Nord del Circolo Didattico Statale Teresa di Calcutta di Tremestieri Etneo, comune alle porte di Catania. Questa mamma, che porta già nel nome Gea il suo spirito ambientalista, non si muoverà fin quando non saprà perché il comune ha deciso di abbattere degli alberi secolari senza esporre un'ordinanza. Siamo arrivati qui, abbiamo trovato già 2 alberi, 2 pini molto grandi, anche un simbolo insomma di questo quartiere, completamente abbattuti. Era rimasto questo e quindi io ho deciso che lo dovevo salvare. Indignata anche Legambiente, che interviene con una nota per chiedere altrettante spiegazioni. Momenti di tensione si sono vissuti questa mattina tra gli operai della ditta, le mamme e l'assessore alla protezione civile del comune di Tremestieri, che prova a calmare gli animi. Gli alberi che in questo momento creano pericolo sia per quanto riguarda la viabilità, la sicurezza dei bambini, il defluire delle acque piovane che qui quando chiaramente c'è maltempo, loro lo sanno, non si può nemmeno passare, per cui per una questione di protezione civile abbiamo dovuto per forza di cose intervenire in maniera diciamo più o meno drastica, ma saranno ripiantumati altrettanti alberi e forse anche di più. Ma noi siamo dovuti intervenire, per cui una questione di protezione civile. L'area sarà riqualificata. I cittadini però non si accontentano di queste sommarie parole, vogliono vedere le carte e capire perché la ditta ha lavorato senza esporre alcun documento, quindi in modo irregolare. Nell'ottica di una manutenzione ordinaria, diciamo che il comune dovrebbe riservare una parte della propria economia proprio per pulire i tombini. Non si toglie l'albero perché fa degli aghi di pino, si pulisce la strada. E qualcuno insinua dei sospetti legati al rifacimento viario e dei parcheggi della adiacente scuola privata. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, a Catania sancita l'alleanza europea tra università. Gli studenti saranno i veri protagonisti del cambiamento, il servizio. Tutti uniti nel segno di un'istruzione a vocazione europea con gli studenti protagonisti del cambiamento nel vecchio continente. A Catania è stata sancita un'alleanza che mira a diventare una mega università europea, UNIS, in grado di offrire percorsi educativi personalizzati ai propri studenti, promuovendo approcci interdisciplinari e multiculturali. Un consorzio che vede protagonista l'Ateneo di Catania, che naturalmente riempie d'orgoglio il rettore Francesco Priolo. Ci sono 150.000 studenti nelle nostre università, oltre 15.000 docenti e quindi uno studente dell'Università di Catania
Catania potrà studiare non solo qui, ma anche in parte in una qualunque delle 10 università dell'Alleanza. Gli studenti quindi sono gli attori del cambiamento? Assolutamente sì, l'Università Europea è per gli studenti e degli studenti e permetterà di avere uno spazio, dei corsi, delle ricerche ancora più all'avanguardia, ancora più interessanti. Si punta all'allineamento dei processi accademici ed amministrativi tra le università partner, da 7 sono passate a 10, con l'innesto di Peloponneso, Viseo e Karlstad, sull'ampliamento dell'offerta accademica condivisa e sul sostegno dell'apprendimento delle lingue straniere. Inoltre si svilupperanno e promuoveranno l'eccellenza pedagogica e l'innovazione nelle università dell'Alleanza, con l'intento di contribuire allo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale dei territori coinvolti. E adesso la musica con i Pooh che hanno chiuso con il loro spettacolo la serie di eventi, di grandi eventi musicali nella Valle dei Templi di Agrigento. Ripercorriamo un po' delle emozioni di ieri sera nel servizio di Davide Sarto. Un altro concerto sold out per il ritorno dei Pooh in Sicilia. Dopo le 2 prestigiose serate live sul palco del Teatro Antico di Taormina, ieri sera la band si è esibita su un altro grande palcoscenico, il Teatro della Valle dei Templi, per l'ultimo appuntamento dell'estate 2023 del Festival del Mito. 2 ore di concerto in un incredibile spettacolo per rendere omaggio alla grande storia dei Pooh. Ci voglio stare che non c'è futuro, che la nostra vita è già segnata, vivo solo quando stiamo insieme, che fatica volerti bene. Sul palco Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli per ripercorrere oltre 50 anni di musica attraverso successi che hanno fatto la storia, tra cui Amici per sempre, storico brano del 1996, ripubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme. Gli amici ci riaprono gli occhi, si capiscono meglio di noi. Grande l'entusiasmo degli spettatori che hanno cantato a squarciagola tutte le canzoni di una delle band più importanti della storia musicale italiana, che ha emozionato intere generazioni. I Pooh, capaci di vendere oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, record assoluto per una band nazionale, hanno incantato la Valle dei Templi. Che ballano occhi di cenere. E adesso ci fermiamo ancora in chiusura del nostro telegiornale, notizie che arrivano da Casa Catania, il calcio dunque. In chiusura del telegiornale ci occupiamo del Catania, è stata aggiudicata infatti al Catania Football Club Obiettivo la proseguire il cammino e se la... per Siamo tornati in studio, fra poco vedremo appunto il servizio, ma intanto appunto vi diamo notizia di questa aggiudicazione al Catania della concessione per l'utilizzo e la gestione dello stadio Angelo Massimino. Il contratto sarà firmato a conclusione dei previsti controlli di legge da una durata di 3 anni estendibili ad altri 3. Il club del presidente Pelligra verserà al comune di Catania un canone annuale di 72.000 euro e si farà carico delle utenze e della manutenzione dell'impianto di Piazza Spedini, incluso il manto erboso. Il club rossazzurro potrà gestire interamente il complesso polisportivo di Cibali, compreso il Cibalino, e gran parte dei locali al coperto annessi alla struttura. E adesso veniamo al servizio. Il Catania gioca infatti domani a Monopoli alle 20:45, trasferta vietata ai tifosi rossazzurri. Tabbiani cerca il bis dopo la vittoria con il Picerno, intanto la società è ancora impegnata sul mercato per il nuovo centrocampista da portare in rossazzurro. Marco Carli.
Obiettivo: proseguire il cammino, e se la partita con il Picerno era comunque delicata perché il Catania doveva cominciare a vincere, quella di Monopoli assume un significato simile. Prima trasferta su un campo tradizionalmente ostico, ma su cui il Catania vuole confermare progressi e soprattutto i 3 punti. C'è pure l'amuleto, quel Tommaso Silvestri che giocherà ancora al centro della difesa e che quasi 3 anni fa punì i pugliesi a domicilio nell'ultimo successo etneo in casa del Monopoli. In totale sono stati 2, con 6 vittorie dei padroni di casa e 5 pareggi negli altri precedenti. Nella formazione di partenza out Rizzo ci sarà Ladinetti al centro della mediana, mentre Rocca e Zammarini dovrebbero partire ancora dal primo. In difesa Quaini scalpita per un posto, ballottaggio con Curado. In attacco Bocic se la gioca con Marsura, mentre Di Carmine e Chirico saranno ancora là davanti per rinnovare l'intesa vista con il Picerno e che ha portato anche ai 2 gol. Sul mercato si stanno facendo delle valutazioni anche sul budget. I nomi, Liotti e Zanellato su tutti, va capito cosa in realtà serve in organico per sostituire Palermo, più un centrale nel caso di Zanellato o un poliedrico che può giocare a sinistra sia a centrocampo che in difesa come Liotti. A Monopoli non ci saranno tifosi del Catania, trasferta vietata perché il settore ospiti dello stadio Veneziani è inagibile. Per ultime le notazioni sui padroni di casa: 2 partite giocate finora, il Monopoli deve recuperare mercoledì 27 la prima gara di campionato con la Casertana. Un solo punto conquistato, pareggio in casa 2-2 col Monterosi Tuscia e sconfitta per 2-1 nell'ultimo turno a Potenza. E chiudiamo con una brutta notizia perché il mondo dello sport siciliano piange oggi la scomparsa di Manuel Puglisi, 22 anni, giovane calciatore cresciuto in maglia rossaazzurra. La società Catania Football Club ha espresso sincero cordoglio abbracciando la famiglia Puglisi. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti grazie per l'attenzione e buona serata.